premettendo 2 cose. Mh, 1, che io non sono nessuno per criticare Antonio Conte e mai in vita mia mi sarei immaginato di criticare Antonio Conte. o 2, secondo me il Milan la partita che doveva fare l'ha fatta. Quindi ti dico che la vittoria comunque per il Milan in un certo senso è meritata per loro. Cioè il Milan ha fatto la partita che doveva fare, la partita allegriana per eccellenza, cioè ci chiudiamo e ripartiamo. E l'hanno fatto 3 volte, di cui 2 volte hanno segnato, mentre una Fofana se la dava in mezzo a Giménez, dopo 35 minuti ti trovavi 3-0 ed era già finita la partita. Ciao Andrea. ciao ragazzi. Però io ho un però enorme, e qui arriva la critica ad Antonio Dimmelo. Conte. Il Napoli è una squadra che da 15 anni è costruita per il 4-3-3, il Napoli deve giocare con il 4-3-3. Basta con questo Napoli asimmetrico, perché tu perdi una fascia, perché fin quando c'è Spinazzola che ti dà determinate garanzie, puoi anche provarci.